Tutto viene studiato nei minimi dettagli, nulla lasciato al caso, anche l'enorme tricolore che verrà issato davanti al capo dello Stato Mattarella. Alla vigilia dell'arrivo del Presidente della Repubblica Vittorio Veneto domani è tempo di perfezionare la macchina organizzativa. Stamane davanti al municipio ultima riunione tecnica con il sindaco Roberto Tonon, i rappresentanti del cerimoniale e gli uomini delle forze dell'ordine che dovranno garantire la sicurezza durante tutto l'evento. In quest'ottica si è intervenuti anche sui cestini per i rifiuti con l'installazione di contenitori antiterrorismo. Spero anche per la sicurezza per tutti quelli che lavorano dietro a ste cose che vada tutto bene. Speriamo tutto bene. Sia una bella giornata, che va bene tutto. L'arrivo di Mattarella è previsto alle 11 quando insieme al governatore Zaia entrerà in Piazzale della Vittoria dove inizierà la cerimonia per il 74° anniversario della liberazione nella città trevigiana. Qui vi sarà la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Alle 11:20 poi il capo dello Stato si sposterà al Teatro da Ponte dove è prevista la solenne commemorazione. Infine alle 12:30 Zaia accompagnerà il Presidente della Repubblica in visita al Museo della Battaglia. La città si prepara con i tricolori che sventolano sui palazzi del centro. I vittoriesi osservano pronti domani ad assistere alla cerimonia. Mi fa piacere che ci onori di venire quest'anno. Abbiamo una persona molto importante per noi qui a Vittorio Veneto, averlo ogni tanto fa piacere. La massima autorità che arriva in città direi proprio di sì. Per sentire? Penso di sì. È un'occasione che non voglio perdere. Difficile però nascondere che un po' brucia ancora il fatto che lo scorso anno in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra il capo dello Stato andò a Trieste anziché qui a Vittorio. Le ore che vengono a Vittorio perché non sono di serie B qua, sono di serie A, soprattutto gente qua della Pedemontana. Si aspettava l'anno scorso per il centenario, ma va bene così.